Grazie dottor Crestani, un saluto a tutti i partecipanti, ne conosco moltissimi ovviamente perché ci sono molti rappresentanti di consorzi di bonifica e di istituzioni con i quali l'ANBI collabora. Io ho ascoltato con molto interesse le relazioni di questa mattina, io ho seguito anche da vicino, diciamo, abbiamo avuto dei contatti con l'ingegner Mantovani e la dottoressa di cui non ricordo il nome, chiedo scusa, per quanto riguarda il contratto di fiume già avviato in quelle zone, e mi sono sempre posto un problema. Quali i vincoli che possono nascere oggi da un contratto di fiume? Quali gli obblighi? Il contratto di fiume che strumento è nell'ambito dell'ordinamento del nostro Paese? Io ho molto apprezzato, proprio all'inizio del loro lavoro, la Regione Lombardia, che si è posta questo problema, inserendo il contratto di fiume nell'accordo quadro per lo sviluppo territoriale, una soluzione, diciamo, momentanea di una esperienza che ovviamente aveva bisogno di essere poi col tempo convalidata. Ed allora io credo che il problema vada esaminato nell'ambito del complesso quadro ordinamentale della disciplina delle acque del nostro Paese. Quadro ordinamentale che non è soltanto un quadro di regole nazionali, ma è un quadro di regole europee. Noi quindi dobbiamo partire dalle direttive europee, scendere poi al quadro nazionale di disciplina delle acque e vedere quindi le norme regionali, vedere dove si inquadra e come si può inquadrare il contratto di fiume perché abbia un'efficacia vincolante. Perché, vedete, già il discorso, il nome contratto non è corretto, perché il contratto è atto di autonomia privata che crea diritti ed obblighi tra le parti. Il contratto di fiume non può creare diritti ed obblighi su un bene pubblico quale l'acqua. Quindi è un termine che viene usato per spiegare che deve nascere un vincolo. Però noi dobbiamo vedere questo vincolo come può nascere e con quale obbligatorietà. Ed allora io credo che partendo proprio dall'aspetto europeo, noi abbiamo un primo problema da risolvere e a questi contratti di fiume danno risposta, che è quello della partecipazione e della condivisione. Partecipazione del territorio, partecipazione dei soggetti che hanno interesse all'uso, alla tutela dell'acqua, quindi l'interesse pubblico diffuso, e quindi rispetto del principio di sussidiarietà. Ho molto apprezzato il riferimento che ha fatto Clerici ai due aspetti della sussidiarietà, cioè sussidiarietà orizzontale e verticale, perché la sussidiarietà si deve realizzare sia con la partecipazione di tutti i soggetti che stanno sul territorio, ma perché un contratto di fiume possa avere efficacia ci vuole anche la sussidiarietà verticale, che obbliga poi le istituzioni, siano essi lo Stato o le regioni, a dare comunque l'avallo all'atto che deve creare dei vincoli, delle regole. Ed allora, tenuto conto del quadro ordinamentale italiano, noi abbiamo il Ministero dell'Ambiente che ha competenze esclusive in materia ambientale. La materia delle acque, per alcuni aspetti c'è una competenza concorrente Stato-Regioni, e abbiamo le istituzioni che lo Stato ha previsto per l'attuazione dei piani previsti dall'Europa, dei piani di gestione delle acque, che sono le autorità di distretto. Ed allora io ritengo che i contratti di fiume devono trovare il loro spazio e la loro disciplina nell'ambito proprio dei piani di gestione delle acque, cioè dei piani di distretto idrografico. Mi domanderete come, certo non è facile dare una risposta, ma io ritengo, è soltanto un pensiero di questa mattina, che siccome i piani di gestione delle acque prevedono, secondo quanto contempla l'Unione Europea, delle varie misure, tra cui le cosiddette misure supplementari, che credo qualcuno questa mattina ha anche citato, io ritengo che i contratti di fiume, per poter essere uno strumento di condivisione, di partecipazione, che abbia poi un vincolo sul territorio, debba rientrare
ad oggi, tenuto conto della legislazione vigente, nell'ambito delle misure supplementari. Tenendo presente che cosa? Che l'autorità di bacino di distretto, diciamo perché è più corretto, conosce non solo quali sono le regole e le norme, le deve rispettare relative alla riqualificazione fluviale, ma anche le norme che su quelle acque esistono e che hanno già creato dei diritti. Mi riferisco per tutti alle concessioni di derivazione di acqua pubblica per l'uso dell'acqua. Quindi noi abbiamo due momenti, un momento nell'ambito del contratto di fiume che mira alla riqualificazione fluviale. Oggi su quel fiume insistono un piano di tutela regionale delle acque pubbliche, le utilizzazioni dell'acqua, i primi piani di gestione delle acque delle autorità di bacino. Ed allora, siccome anche l'autorità di distretto deve dare il suo parere sulle concessioni, sui rinnovi, su quant'altro, in quella sede si tengono conto e dell'aspetto della tutela e dell'aspetto dell'utilizzazione. È un modesto contributo al dibattito indubbiamente, ma soltanto perché ritengo che per poter dare un avvio concreto e quindi non passare dalla fase della sperimentazione alla fase di un istituto come quello del contratto di fiume che diventi quasi una regola per far partecipare appunto i territori, i soggetti e per collaborare alla riqualificazione fluviale, bisogna trovare la sede idonea che possa creare regole obbligatorie poi per tutti e quindi possa avere sia da un lato le risorse di cui si è parlato molto questa mattina, sia rientrare nella pianificazione territoriale. Grazie.